Benvenuto alla Taverna, Friuli Wines, il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young, l'host. Salve amici di Vini Friulani, bentornati a La Taverna Friuli. Io sono Wayne Young e ho appena finito un grandissimo fin di settimana di fuoco con Ein Prosit qui a Udine. Venerdì una cena con Ronchi di Cialla a Aquila Nera qui a Udine, bellissima cena con due cuochi famosissimi. Dopo sabato sera un altro evento con Ronchi di Cialla, una verticale di Rifosco e Schioppettino insieme con il mio amico Paolo Iana. 3 annate di Rifosco, 3 annate di Schioppettino, veramente una degustazione speciale e piena di persone. Sono sempre contento di vedere tantissimo entusiasmo per Schioppettino e Ronchi di Cialla. E dopo domenica, bellissima degustazione per la prima volta nella storia di Ein Prosit, una degustazione blasonato ottobre rosso Rifosco. Tutta la famiglia del Rifosco, Tazzalenghe, Terano, Rifosco di Faedis e 3 diversi Rifosco di Peduncolo Rosso. Che grandissimo onore, grazie all'organizzazione di Ein Prosit, Maurizio Rusconi e Paolo Iana per l'opportunità di presentare questi grandissimi vini. E questa settimana sul podcast abbiamo un signore che ho conosciuto tanti anni fa. Io ricordo molto bene una degustazione nel 1999 che ho fatto con il grande Giulio Colomba, che è stato anche un ospite su questo podcast, e delle degustazioni per i 3 bicchieri. Mi sono stato invitato e sono stato in questo ristorante, praticamente nella cantina di questo ristorante per 2 o 3 settimane, dalle 8 di mattina fino alle 6 di sera, assaggiando insieme con Giulio Colomba e questo signore Giorgio Badin di Ronco del Gelso. E io ricordo che sono stato veramente innamorato dei vini di Ronco del Gelso, un'azienda di Isonzo, ma un livello di concentrazione soprattutto sul friulano che ricordo anche oggi, la bellezza del friulano di Giorgio Badin. In questa prima parte della conversazione parliamo di tante cose, come è cominciato, abbiamo parlato un po' di vini naturali, abbiamo parlato anche una cosa che non sapevo, vedi se riesci a indovinare il piccolo fatto che ero un po' sorpresa di capire. E forse se lo trovi si può anche confermare o negare quell'asserzione che lui ha fatto durante il podcast. Comunque, questa prima parte con Giorgio Badin del Ronco del Gelso si comincia adesso e ci sentiamo per la seconda parte prossima settimana. E allora hai passato tutta la notte fuori per aggiustare? Beh, insomma, siamo in un periodo di irrigazione e ogni tanto capitano gli incidenti, no? Gli incidenti sono quelli che poi devi risolvere perché il tuo turno è fisso, è rigido. Qualcosa è rotto? Cosa? C'era il mio rotolone che aveva deciso con un bel sasso sulla presa per cui ho impiegato un paio d'ore per risolvere questo problema, nel senso che ho dovuto chiudere valvole, trovare, cercare, brigare, finché alla fine abbiamo risolto perché ormai abbiamo imparato a risolvere tutte queste cose qui, no? Combinin, sì. Combinesa. Anche perché poi c'è il turno di chi viene dopo, ci sono tante cose che cerchiamo di rispettare, ma non tutto fila sempre liscio, va tutto bene, per cui ogni tanto... Se andava tutto liscio sarebbe noioso, no? No, io vorrei che andasse tutto liscio sempre. Sì? Io una sana noia ogni tanto, perché qui di cose
di cose complicate da gestire. Noi facciamo un lavoro dove passi dal palo in frasca, insomma, io mi ricordo di aver parlato con il Presidente della Repubblica alla sera, mentre alla mattina stavo scaricando letame, per cui tu fai di tutto in questo lavoro qua. Infatti. Fai le cose più strane, le cose più assurde, è un mestiere che ti consente di fare, di impegnarti proprio anche da un punto di vista intellettuale completamente. Certo. Fai tutto, fai dall'ufficio alla vendita, chiacchieri con le persone. Poi alla notte, visto che dovresti dormire, magari sei lì a pensare: ma perché non so bene l'inglese? Quando mi metto a studiarlo? Quando mi metto a fare questo? Quando mi metto a fare quell'altro? E ti accorgi che comunque hai dei limiti che sono umani. Certo. E magari ti accorgi che non hai sempre la famiglia seguita come vorresti, perché ti stai così prendendo troppo per quello che è il tuo lavoro e le tue cose, insomma. Faccio una domanda personale, ma la tua famiglia quanti figli hai? Io ho un figlio di 18 anni, ok, che adesso ha deciso di fare enologia, chiaramente a Firenze. Gli ho detto, perché chiaramente noi facciamo un'azienda bianchista, tu vai a Firenze. Certo, in questo modo si può studiare Sangiovese. Secondo me ha fatto la classica scelta di quello che almeno quei 3 anni voglio stare abbastanza lontano da casa, così mi rendo indipendente e imparo tante cose. Mentalità un po' anche americano di questo, no? Che tutti di New Jersey, dove sono cresciuto io, vogliono andare all'università Michigan o Alabama o a Florida. Io mi accorgo anche delle difficoltà che hanno, no? I miei 18 anni rispetto ai 18 anni di mio figlio è che lui parte da un gradino, cioè il primo gradino che deve fare è molto alto, mentre noi avevamo un gradino basso. Sì, ti buttavi, andavi e iniziavi a fare questo lavoro qua, imparavi. Invece adesso gli viene chiesto già di sapere tanto, insomma, per poter iniziare. Allora non c'è proprio spazio per imparare facendo. No, deve praticamente entrare con un certo livello di esperienza. Purtroppo, per fortuna, l'azienda è cresciuta, ha un livello di tecnologia, di volontà enologica di un certo genere, che devi già conoscere, devi entrare e già avere chiare queste idee qua. Pronto di correre. Devi già percorrere da subito, per cui non hai il tempo di poter... io gli dico sempre, io giocavo con i fiammiferi, tu invece ti hanno dato subito un incendio bello grosso da spegnere. Ok. Per cui bello questo. devi così... renderti conto che devi già partire con un livello di conoscenza più alto di quello che avevo io. Ma quando sei cominciato a 18 anni, mi hai detto? Io ho finito la scuola, sono un perito agrario, quella volta più o meno tutte le aziende, tutti i figli di agricoltori finivano, chi a Cividale, chi da altre parti, ma sempre era la scuola di riferimento per chi era all'interno di un'azienda agricola. Poi c'è chi ha fatto zootecnia, chi ha fatto viticoltura, ma tutti siamo usciti da lì, ed era una buona base da un punto di vista delle conoscenze. Ma era sempre tua idea anche a 18 anni di entrare nel mondo del vino? Non ho mai cambiato idea sulle cose che volevo fare. Dai! A 13 anni io ero molto così, avevo già le idee chiare su quello che volevo fare. Chiaramente non era il vino. Chi ne sapeva? Chi parlava? Ma c'erano 2 o 3 aziende quella volta che facevano vino in un certo modo. Ok. Però intravedevi un qualcosa, no? Che poteva... Eri lì a cercare quello che poteva darti la possibilità di fare un salto di classe, insomma, no? Qualche cosa che potesse darti di più rispetto a quello che avevamo. Mm-hmm. Cioè, pensate che io ho messo il mio primo paio di pantaloni comprati da me che avevo 23 anni, no? Wow. Per cui, e questo non succedeva solo a me, io mi vestivo con quello che i miei cugini, i miei parenti dismettevano, e io mettevo, perché succedeva un po' in tutte le famiglie così, insomma, no? Certo. Soldi non ce n'erano, per cui eri lì a cercare il modo di capire come potevi fare per avere qualche soldino in tasca per poter... Per non rivelare proprio la tua età, perché è maleducato fare, almeno con le donne, ma per capire che epoca era questo, quando avevi 18 anni. Sono del 65, per cui parliamo di metà anni 80. Insomma. Tu sei di 65? Sono del 65. Anch'io? Che mese? Di gennaio.
Di gennaio. Ah, ok, tu sei più vecchio di me, io sono di novembre. Insomma, se ti basta come, come soddisfazione. Già sono le piccole cose che fanno Ecco, soddisfazione. No, sto scherzando, ovviamente. Bella nata per le persone 65, ma non per i vini. Eravamo tanti. Sì? Sì, c'è la prima comunione a Cormons, eravamo 145. Cavolo! Quest'anno forse erano 27 o 28. Pensa a te. Nonostante la città sia anche diventata più grande da un punto di vista numerico, insomma, rispetto a quella volta. Allora, se tu sei sempre stato proprio puntata su questa idea di essere viticoltore, ovviamente sei cresciuto in questo ambiente, non era Sono cresciuto in un ambiente dove si respirava viticoltura, insomma, okay. No? E c'erano magari tanti aspetti che servivano a tirare fuori quei 2 soldini che servivano una volta per comprarti la pressa, una volta per comprarti la diraspatrice, una volta per il frigorifero e così. Per cui facevi anche un po' di cerealicoltura, io sono andato a mungere fino all'età di 26 anni. A mungere? Avevo una trentina di mucche e fino a quella volta c'era la stalla. A 26 anni abbiamo smesso di fare questa attività proprio perché l'attività della viticoltura avevo trovato qualche superficie in affitto da prendere, un po' come succede, insomma, no? E da lì i primi ettari, le prime vigne, il primo terreno comprato da me, su cui poi sono andato a mettere vigneto, che ancora esiste. Esatto. E piano piano negli anni siamo cresciuti e siamo diventati quello che siamo adesso. Ok, allora è sempre stato nella zona dove sei adesso? Sì. Io sono un produttore della pianura dell'Isonzo. Ok. Parliamo un po' di quello, che tipo di zona sei, perché abbiamo avuto un paio di produttori di Isonzo, però c'era qualcosa in particolare che ti ha tirato verso questa terra? Sono nato lì. Sei nato lì, ok. Sono nato lì, anzi sono nato in una casa che era all'interno della Doc Coglio. Ok, però dall'altra parte della strada praticamente. Più o meno, sì. Però mio padre si è costruito la sua bella casettina nella zona di pianura e poi piano piano tutta l'azienda è nata e cresciuta lì intorno. E io ho sempre ragionato in termini di produttore di pianura. E non sento questa grande disparità da un punto di vista così elettivo tra quella che è la nostra collina e la nostra pianura. Ok. C'è collina e collina e c'è pianura e pianura. Certo. La zona della Doc Isonzo è perfetta per fare la viticoltura. Io ho girato un po' in Francia, le zone più importanti sembrano molto di più la nostra pianura che la nostra collina, le zone più importanti per cui noi siamo su un terreno di tipo alluvionale, abbiamo un piccolo strato attivo di terreno, 60-70 cm, e sotto è tutto ghiaia bianca. Ok. Terra di fiume. Noi riusciamo a fare questi che sono terreni poveri, sono adatti alla viticoltura, sono terreni che non spingono, non danno particolari caratteristiche. Sei obbligato a fare qualità in quei terreni lì. Perché tanto più di tanto non fai. Okay. C'è gente che è venuta a piantare prosecco nelle prosecco alla Glera, alla fine fanno 120 quintali per ettaro, non i 240 che servono per cui è anche stupido venire a piantare prosecco da noi. Ok. Prosecco, dai, Glera, ok. E allora proprio devi puntare sulla qualità. Sei obbligato. Obbligato. L'unica strada che hai per fare economia nella nostra zona è fare qualità, perché riesci a chiedere più soldi su quello che è il prodotto che fai, che è poco. Ok. Per cui è una questione di proporzioni economiche. Perfetto. E tu sei in un posto di pianura, hai detto? Pianura. Però il nome dell'azienda è Ronco del Gelso per un motivo molto semplice. Io mi sono portato il nome da dove abitavo prima, dove ti dicevo. Ok. E addirittura mi sono portato il gelso. Anche il gelso l'hai portato? L'ho sradicato ed è all'entrata dell'azienda, tutti vedono questo gelso. Ma veramente? Che purtroppo sta morendo perché si è beccato uno di quei strani vermicelli che circolano in questo momento qua tra le piante negli ultimi anni, un po' che riguardano il castagno piuttosto che l'ippocastano, piuttosto che qualche strana malattia che lo sta... No, mi dispiace, perché deve essere secolare quella... Ha un paio, 160-170 anni dovrebbe averlo. Mi dispiace che... Cormons è una zona di filanda, per cui il gelso è la pianta che
è un po' come l'ulivo in altre zone d'Italia, il gelso rappresenta la nostra area. Infatti l'ho provato a raccontare un po' questo, perché ci sono dei gelsi dappertutto in Friuli Venezia Giulia. Spesso l'alimentazione del bacco da seta praticamente, ecco perché ci sono i gelsi. Sì, a Cormons ci sono ancora, si vedono ancora questi camini industriali che sono rimasti un pochino come ricordo di quell'epoca storica, ma mia nonna lavorava in Finlandia, insomma, fino a che aveva 17-18 anni, perché quella volta si sposavano poi presto, poi si è sposata e ha fatto l'agricoltrice, ma fino a quella volta lei ha lavorato in fabbrica. In fabbrica? Okay. In fabbrica nella Finlandia praticamente. Sì, quello che fa la seta praticamente. Sì, tante persone non sanno che c'era una zona importante per la seta. Per la seta, sì. In quest'area qua. Sì. Anni fa, sì. Io ricordo anche conoscendo un amico di un amico che lui ha raccontato che la sua famiglia ancora era coinvolto nel mondo di seta. Allora è un'industria come le sedie che fa storie del Friuli. E mi sembra che tutti l'hanno fatto un po' di bacche nel sottotetto, qualcosa, usando le foglie del gelso per l'alimentazione di quello che si chiamava cavalier. Il cavalier era il bruco che poi diventava farfalla. E costruiva il bozzolo che veniva usato per fare la seta. Wow, questo non sapevo si chiamava cavalier. Esatto. Quello che mi dà molto quando ricordo questa cosa qua, mi dà anche una sensazione di come cambiano le epoche, no? Di come può cambiare la storia di un'area. Cioè si faceva la seta, poi all'improvviso si è fatto vino, perché la seta non aveva più un ritorno economico. Esatto. In Cina si faceva con nulla e qui aveva un costo importante. Questo mi dà sempre, ti fa preoccupare, no? Chi ha detto che faremo vino in eterno? Chi ha detto che faremo tante cose? Ma adesso facciamo. Secondo te con cambio climatico qualcosa, ovviamente noi ci conosciamo da più di 20 anni e è cambiato tantissimo negli ultimi 20 qualcosa anni. Non te lo saprei dire perché percepisco un cambiamento, ma poi i dati non li vedo così particolarmente modificati rispetto. No. Per te. Quello che vediamo, insomma, c'è qualche scottatura di troppo sulle uve, specialmente quelle con la buccia più delicata, i pinot grigi, i pinot bianchi. L'abbiamo visto l'anno scorso, ma l'abbiamo visto in altri anni, anche quest'anno si sta vedendo. Ma il cambiamento grosso non è tanto sulle temperature, sul cambio. Cioè, quello che vediamo è soprattutto che abbiamo una situazione dove diciamo, il percepito da un punto di vista qualitativo sul nostro territorio non è tanto preoccupante da un punto di vista del cambiamento climatico, ma io lo vedo invece da un punto di vista della percezione qualitativa che abbiamo sul nostro territorio. Infatti non mi preoccupa il cambiamento climatico, perché troverò sicuramente qualche cosa cioè ci sono le scottature, adopereremo il caolino, c'è bisogno dell'acqua, faremo gli impianti di irrigazione, c'è bisogno di tante cose. L'intelligenza dell'uomo ti consente di affrontare un problema come quello del cambiamento climatico, anche perché cioè io ti posso garantire che 30 anni fa io i 14 di alcol li facevo uguale, esattamente come adesso. Soltanto che andavo dal tipografo e lui mi chiedeva quanto scriviamo in etichetta di alcol, e tu 13. E tutte le mie vino aveva 13. Invece poi siamo all'interno di un consorzio in questo momento qua, per cui organi di controllo, tutte queste cose, sono aumentati i controlli e siamo diventati più ligi a scrivere in etichetta quello che era l'alcol reale, per cui una volta era tutto 13, adesso c'è quello che ha 13,5, quello che ha 14,5, quello che ha 13, perché quella è la nostra. Ma lì non è cambiato tanto. No. Quella volta scrivevi di meno perché non volevi preoccupare il tuo consumatore da un punto di vista della presenza dell'alcol, e adesso invece lo scrivi, tutto lì. Non vedo questa grande differenza, non sto mettendo in dubbio il cambiamento climatico, perché sennò poi ti arrivano quelli che ti dicono che non sei uno che... Però sono molto più preoccupato del Friuli in questo momento qui come territorio ad immagine vitivinicola forte. Ma infatti c'è una confusione mostruosa. Noi abbiamo creato da un punto di vista dell'immagine del nostro territorio
un casino. Non ci stanno identificando con nulla. Ma infatti volevo far sicuro che le persone sanno che non sei solo viticoltore, ma sei stato anche presidente del consorzio dei delle DOC. Sì. Esatto, per quanti anni? Adesso non me lo ricordo, non tantissimi, però sono stato il primo, quello che ha Sei stato il primo. Iniziato quella trafila lì, insomma, che adesso è portata avanti da altri. Allora tu, ovviamente è molto importante per te questo discorso dell'immagine del territorio, del Friuli Venezia Giulia come regione. Cosa l'abbiamo sbagliato? Beh, abbiamo sbagliato a non dare un'impressione, diciamo, di coesione qualitativa sul nostro prodotto. Cioè noi abbiamo non una sola qualità, ma ne abbiamo tante. Abbiamo una qualità per i biologici, una qualità per i biodinamici, una qualità per questo, una qualità per l'altro. Ma quando si parla di una qualità... Una qualità intesa come racconto di quello che... Cioè, tante volte chi fa un prodotto dice che gli altri sbagliano e non fanno un vino vero, non fanno un vino di un certo modo, insomma. No? E questo genera antipatia per il nostro territorio. Ok. Per cui sembra che da noi si stia trafficando, brigando, facendo le cose più strane dietro un vino, quando alla fine noi facciamo uva, poi la spremiamo. Certo. E questa è la cosa più semplice che possiamo fare. Poi c'è chi vuole macerare, va bene. Chi invece vuole fare la vinificazione in bianco, che tra l'altro è nata nella nostra zona, si fa in tutto il mondo la vinificazione in bianco, ma è nata qui. Oh, sì? Qui, vinificazione in bianco per i rossi? No, stai dicendo? Per i bianchi. Ok. Cioè l'uva che entra in pressa sulle presse orizzontali praticamente, e non il torchio, e si è fatta qui come prima area geografica. Sì? Certo. Questo è nato qua? La vinificazione in bianco è nata in questi territori qui. Ah, ok. Le prime presse pneumatiche sono originarie di quest'area qui. Ah, questo non sapevo. Poi la vinificazione in bianco è stata venduta, tra virgolette, a tutto il mondo. Certo. E proprio qui da noi viene criticata. Più che in altre aree. Viene criticata perché criticata internamente? Sì. Che delle altre produttori non devi fare più. Si va a cercare delle colpe lì dove non ci sono. Il racconto del nostro territorio non deve passare come io sono il più bravo e gli altri sono un disastro, insomma. Certo. Non fanno questo, non fanno quest'altro, non fanno... Continuo a dire, è sbagliatissimo dire che ci sono i vini veri. Ok. Perché gli altri cosa sono? Esatto. O naturali, forse anche una parola che è abusato. È un termine molto abusato. Sì. Lontano da quello che dovrebbe essere il racconto dell'immagine di un territorio. Perché crea, inevitabilmente crea delle tensioni che non dovrebbero esserci all'interno di un territorio. I territori che in questo momento stanno emergendo o che stanno lavorando bene non hanno di queste problematiche. Hanno stili enologici tutti abbastanza, magari semplici, magari... se io penso alla zona dello Chablis, non mi viene in mente un vino di grande importanza da un punto di vista del volume, delle sensazioni, ma più o meno tutti quanti fanno quello. Esatto. È la concentrazione di esprimere il posto più. Si esprime il luogo da cui quel prodotto arriva, esatto. Non le ambizioni di un produttore. Ok. Allora c'è una coerenza... I produttori sono quasi sempre nascosti dietro il loro vino, non si capiscono. Chi è il produttore di alcuni Chablis famosi? Non lo sai, quasi mai non riesci a... Sì. Devi andare lì a cercarlo, a trovarlo. Ma infatti quando io sono stato a Chablis l'anno scorso, e io ricordo bene che andando a parlare con i produttori, nessuno ha parlato, qualche persona forse sì, di come l'hanno fatto il vino. L'hanno parlato sempre di il tipo di suolo di dove viene. Ah, questo è un 20% Kimmeridgian, 80% Portlandia. Il suolo, il clima. Queste sono le cose che dovremmo raccontare. Nessuno ha detto che facciamo così, facciamo con questo, che facciamo con
lieviti naturali, non lieviti selezionati, quella non era niente dentro il discorso, era dove viene questo vino. Viene di quel collina lì. Ogni tanto arrivano da me dei ragazzi, magari con qualche guida sotto il braccio, non dico quale guida, che mi chiedono, no, ma perché non utilizzi i lieviti naturali? Ma perché così? Ma scusa, esistono lieviti che non sono naturali? Esatto, i lieviti sono lieviti. Esiste il modo di fare un vino senza solforosa, senza problemi, senza... ne dubito. Esiste un modo per fare vino in maniera magica, in maniera o così, per cui mi vieni a dire ma ci sono altri produttori che non fanno nulla. Chi ha detto che non fanno nulla? Anche non fare nulla qualche volta è fare qualcosa. Certo. E non è particolarmente bene anche fare nulla. No, io appartengo, diciamo, a quel gruppo di persone che pensano che il vino sia figlio dell'intelligenza dell'uomo e non del lasciar fare ad altro, insomma, esatto. No? Noi siamo intellettualmente capaci di capire dove siamo, decidere un nostro stile enologico, e non ho nulla contro chi fa le macerazioni, tutte queste cose, le fai, però le decidi e le racconti in una maniera corretta, non rendendo alchimisti gli altri, perché non è vero. Sì. Non è vero. Io tante volte devo lavorare in difensiva quando parlo dei miei vini, perché sembra che facciamo cose strane. Perché dove? Hai l'audacità di usare un lievito selezionato. Perché queste sembrano le cose più assurde, no? Quando invece chi ha fatto un po' di scuola inevitabilmente usa i lieviti, perché qualcosa ha imparato anche studiando, insomma, certo. No? Per cui non è un discorso, vuoi fare i lieviti autoctoni, lo fai, ma lo descrivi esattamente così com'è. Esatto. Ho scelto di utilizzare i lieviti non meglio o peggio di qualcun altro. Tutto lì. Diverso. In una maniera diversa, nel tuo modo di gestire tutto quanto, e questo è il mio risultato. Non so se hai mai sentito, io ho sentito di un studio che l'hanno fatto in una cantina, che hanno deciso di fare lieviti naturali, lieviti indigeni. Allora l'hanno cambiato, l'hanno smesso di usare i selezionati, tutto quanto, l'hanno fatto anni di fare queste cose, non so se era 4 o 5 anni, dopo sono entrati per fare un'analisi del tipo di lievito che l'hanno trovato. Non andavano molto lontano dai lieviti Lallemand che avevano usato qualche anno prima, perché sono i lieviti di cantina quelli che fanno partire. Esatto, esattamente quello che è venuto fuori, che è praticamente quello che è venuto fuori, che il lievito indigeno, tra virgolette, sì, era quello che si è instaurato all'interno dell'ambiente. Diventa l'ambiente. Allora, se hai usato una volta o per 10 anni selezionati, sarà sempre quello, più o meno. Difficilmente riesci ad uscire da questa cosa contorta così. Sì. Per cui è un racconto che, specialmente al pubblico, cercherei di raccontarlo così com'è, non in una maniera strana, ma ti dico, ogni tanto veramente arrivano delle persone in azienda e mi sembrano ormai dei talebani del mondo vitivinicolo, no? Sembra che abbiano creato... Ma chi ti dice che quello che stanno facendo gli altri o quello che faccio io sia la cosa giusta? C'è soltanto un ragionamento dietro che ti ha portato a fare determinate cose. Un ragionamento, un'esperienza, la tua storia da un punto di vista produttivo, insomma. Certo. Io ad esempio amo tantissimo prendere un acino di uva, metterlo in bocca e sentire poi nei vini esattamente quello che ho sentito in quell'acino di uva lì. Quello per me è un vino di territorio. Tutto il resto, per cui quello che faccio da un punto di vista del mio stile enologico è cercare di fare vinificazioni il più semplici possibili, che però diano un risultato da questo punto di vista qui. Rimanere e mantenere quelle che sono le sensazioni gustative aromatiche che sento nel mio acino di uva. Non voglio uscire da lì. I miei lieviti, gli lieviti che scelgo io, sono neutri. Non producono aromi, sono lieviti che fermentano. E sai come fermentano. E so come fermentano. Esatto. Non prendono direzioni strane, cerco di controllare le riduzioni, cosa che odio, non sopporto le riduzioni nei vini. E l'ho imparato sulla mia pelle, perché
tanti anni fa i miei vini qualche riduzione riuscivano ad averla e ho combattuto da un punto di vista della mia ricerca per capire cosa dovevo fare per togliere quelle riduzioni per non averle più. E adesso sinceramente da parecchi anni ormai non ci sono più. Certo. Bisogna imparare. Per qualcuno forse che non è completamente sicuro cosa vuol dire la riduzione, puoi spiegare un po'? La riduzione è quella sensazione di zolfo, di fognetta, diciamo così, che si può, un po' puzzetta che possiamo sentire nei vini, perché i lieviti alla fine fermentano, ma non è che glielo dice Gesù Cristo dove devono andare, che tipo di... siamo noi che decidiamo se mangiano esattamente come noi, devono mangiare, devono respirare, devono fare tutta una serie di cose per lavorare bene e fare il loro lavoro, altrimenti fanno quello che vogliono, a loro del vino in sé per sé non gliene frega nulla, a loro adoperano lo zucchero per vivere, punto. E questa riduzione viene di una mancanza di ossigeno, se io ricordo bene. C'è una mancanza di ossigeno, c'è una mancanza di alimentazione, cioè mancano i lieviti, ma non solo questo, c'è una cinetica nella fermentazione che va rispettata e conosciuta per avere un certo tipo di risultato. Ma è sempre, io ricordo che nella mia esperienza è sempre stato friulano che è un po' soggetto di questa sensazione. Tutti. Non c'è nessuno, non c'è un tipo di, non c'è uno che poi è immune. Ci sono lieviti che aiuta che possono lavorare meglio e lieviti che possono lavorare in una maniera più rischiosa da questo punto di vista qui. Ma quella sensazione di ridotto era un po' lo stile di Collio, almeno per un periodo, soprattutto per friulano e per i vini più importanti. Allora, definire un difetto, uno stile di un territorio, ragazzi, non ci siamo, proprio non è questo quello che... Allora Brentano Maisis con Roti non è proprio terroir. No. È un po' come sentire il Brett in tanti vini rossi che si sentono in giro in Francia, te lo spacciano molte volte come... diciamo una nota caratteriale di un territorio. Ecco. È un batterio, per cui che nota caratteriale è la stessa, è lo stesso Brett che c'è in Australia nei vini rossi, la stessa cosa. Ma per cui difetti sono difetti. Io ho sentito dire una cosa da un opinion leader italiano famoso a Verona che si era fermato lì vicino al mio stand, che ha detto ma dobbiamo perdonare al Sassicaia, che è un vino così importante, il fatto di aver fatto un paio d'annate dove si sentiva il Brett. Ho detto io, porca miseria, ma possibile che quando vengo valutato io non mi danno un millimetro di errore, no? Il Sassicaia, io l'ho assaggiato, il Brett era una presenza importante all'interno di quel vino lì, e sinceramente a quei prezzi io non lo avrei comprato. Secondo me è più per quello. Ma proprio perché è un vino che ha fatto la storia del prodotto italiano, dovrebbe più di altri essere perfetto. Sì, almeno più vicino al perfetto possibile. Perché altrimenti il trono non lo merita. Esatto, sono d'accordo. Torniamo adesso in Ronco del Gelso. Parliamo dei vini che fai tu. Allora, tu sei predominantemente produttore di vini bianchi? Io faccio il 90% della nostra produzione è bianco. È bianco, ok. Ti fermo e ti spiego subito rapidamente in 2 parole quello che è un po' il progetto enologico che facciamo. Noi non facciamo vini d'annata. Non fate vini di annata. Allora non è che si fa nel settembre e dopo a marzo viene fuori il vino nuovo. No. Noi usciamo sempre l'anno successivo. I nostri vini fanno tutti legno, tranne alcuni prodotti particolari come il Riesling, che è una vendemmia tardiva, un prodotto un po' così che segue una sua via, un percorso enorme per una vendemmia tardiva. Ma è sempre stato così? O c'era un periodo tempo fa quando facevi anche ormai acciaio? Sono già 18 anni che faccio il Riesling in questo modo. No, ma sto parlando di vini in legno, vini bianchi in legno. Sì, sempre dal 2006 in poi tutto quanto è fatto in legno. Ok. Non barrique, parliamo di botte grande, 25 ettolitri, 30 ettolitri. Lo scopo è quello di far fare un po' tutta
l'evoluzione del vino in botte e andare in bottiglia l'anno successivo. Ok. Sono tutti vini molto molto longevi. Quello che non mi interessa fare un vino buonissimo che dura 6 mesi in bottiglia, ma preferisco fare un vino che ha un suo valore qualitativo anche legato all'evoluzione che avrà poi. Ok. Magari entra un po' più lentamente all'inizio per poi evolvere, però sempre in una maniera positiva, che è un pochino tutta la ricerca che abbiamo fatto negli anni da un punto di vista enologico, è proprio migliorare quell'evoluzione lì. Quello che succede poi al terzo, al quarto, al quinto anno in bottiglia, quello è il nostro lavoro. Non ho mai amato i vini muscolari, ad esempio, no? Ok. Non amo il muscolo nei vini, o fare la gara a chi fa più alcol, non mi interessa, insomma. Tante volte però ce l'abbiamo, perché è una conseguenza di quello. Se produci 45 quintali per ettaro, e con il sole che abbiamo, la luce che abbiamo, perché siamo comunque una regione al nord, siamo al 47esimo parallelo, e siamo molto a nord per quella che è la viticoltura, però siamo ancora mediterraneo. Questo è un po' il nostro mix genetico qualitativo, insomma, no? Certo. E questo ci consente di avere una nostra originalità dal punto di vista produttivo, e lì cerchiamo di insistere, cioè cerchiamo di mantenere quell'originalità lì, data proprio dal fatto di essere mediterranei ma nordici. Ok. So, questo zona un po' di confine, non solo confine con... Vai 20 km più a nord di qui, il Mediterraneo non c'è più, e sei già in Stiria quasi praticamente, sei dall'altra parte della montagna. Esatto. Io mi ricordo di essere stato a un'ora di macchina da qui la scorsa primavera, l'anno scorso. Noi avevamo già 20 centimetri di sviluppo in primavera dei nostri piccoli tralci, dall'altra parte c'era la gemma cotonosa. Wow. Per cui un mese e mezzo di differenza da un punto di vista praticamente dell'altra parte della Stiria, un'ora di macchina da qua.